Buonasera e bentornati al Palalupe, quinta giornata di Serie 1 targata Tech Fine. Villa a giocare l'1 contro 1, prova ad andare fino in fondo. Tanta intensità e chiaramente Villa quando attacca il canestro, a dispetto della giovanissima età, è una veterana. Ottimo! Torna nelle mani di Dali che batte facilmente Villa e poi va ad appoggiare. Sbaglia un'alta conclusione e qua rientrano male in difesa le giocatrici delle Lupe. Ancora da lì l'1 contro 1, scarico fuori poi per Simon che si butta dentro, palla persa per San Martino, può spingere allora Villa che trova dentro un'altra volta Kubai, terza palla persa consecutiva di San Martino e ne parlavamo prima, adesso chiamerà sicuramente time out per Del Pero che va da Guarise che può partire in 1 contro 1, prendere il floater in corsa, sembra un errore di lettura. Veramente brutto questo. Stankovic col numero 10, ancora la palla per Guier che va in 1 contro 1, le finte, il passo e tiro, costruire, palla per Del Pero, il taglio sotto canestro sul blocco cieco di Simon. Del Pero che gioca l'1 contro 1, torna fuori per il tiro da 3 punti di Pickle. Esatto. Villa a giocare l'1 contro 1, fa saltare Guarise, poi col passo e tiro fine stagione. Esatto, è una delle giocatrici più migliorate tra le giallonere. Stankovic, buona la chiusura difensiva di Simo, bel ribaltamento di lato, che mette palla a terra, aspetta il blocco di Robinson, bella palla dentro per Robinson che riesce a controllare così, e questi sono canestri importanti. Qui l'1 contro 1 di Small, chiude il palleggio, bel taglio backdoor, bravissima, da lì al volo per di San Martino. Sì, ci si era infilati in una situazione bruttissima perché Simon dopo 2 palleggi, l'1 contro 1, ha lo spazio per penetrare, la virata e ancora l'appoggio di mano sinistra. Ora Venezia con la palla per Fassina che si vuole giocare il mismatch contro Dali, si va nel lato di Guier, il taglio sotto canestro fatto molto bene, si muove ancora Small sul lato opposto, altro backdoor e qui sbaglia completamente il consegnato per Dali e poi dall'altra parte Guier. la ricezione di Simon. Infatti cambiano la decisione arbitrale, subito la palla per Zivianovic, 4, quindi hanno dovuto fischiare gli arbitri. ancora l'uscita di Zivianovic, ancora dentro, chiude il palleggio, dentro la palla per Stankovic che pesca il taglio di Guier. L'arbitro voleva sicuramente qualcosina in più. E qui ancora per Villa il taglio di Stankovic, ancora l'anticipo di Simon, bravissima anche questa volta. Pickle che si può lanciare in transizione, prende il palletto, arresto e tiro. Ancora Villa, i blocchi ciechi per il taglio di Pansi, appunto da Bercani che si prende lo step back da 3 punti, nessuno taglia fuori però a rimbalzo, ancora 7 secondi da giocare, dovrà forzare allora Simon con lo step back da 3 punti. Nuovo meno 4 per San Martino e nuovo taglio in backdoor, probabile infrazione di passi non ravvisata dagli arbitri. Poi Guier con rimbalzo offensivo dopo il proprio errore, Sta facendo grandissima difficoltà in attacco San Martino. qui Venezia, ancora Simone a giocare l'1 contro 1, vuole andare fino in fondo, la palla che si muove perimetralmente, l'1 contro 1 di Pickle che si prende allo scadere, vai cambi difensivi, Smalls che batte facilmente A rimetterla in campo Simon. Del Pero in 1 contro 1, fuori lo scarico per Robinson che si alza, arriva il blocco di Stankovic, il raddoppio difensivo, dentro la palla per Stankovic, arriva in ritardo Del Pero, il blocco di Robinson, ancora Del Pero a giocare in 1 contro 1 di forza, come dicevamo l'uscita e la ricezione di Villa che va in 1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare e a subire il fallo da un'altra stoppata e propiziando il ritorno difensivo, poi la premia subito dall'altra parte, Più sicure che possono appartare a canestro, eccola qua infatti. il blocco di Robinson, ancora Del Pero a giocare l'1 contro 1 fino in fondo, palleggio vivo, si va sul lato di Bergani, il taglio sotto canestro di Dali che può appoggiare e nuovo meno 3 sul 59 a 53, l'1 contro 1 di Guier che vuole farsi perdonare per Venezia in generale. Qui la palla dentro, l'errore e la stoppata di Guier, ma più veloce di tutte Robinson, parte di Del Pero e il classico gioco col penetra e scarica per il tiro da 3 punti di Simon che impatta la partita, la palla nel mezzo angolo per Guier, si va in 1 contro 1
e qui era fino in fondo nell'angolo per Bickel, che dovrà forzare allo scadere dei 24 col tiro dalla lunetta per Cani. 5 secondi da giocare, dovrà forzare Simon col penetra e scarica nell'angolo per il tiro da 3 punti di Villa e si va all'overtime. Allora il penetra e scarica per Del Pero, che non ha il tempo per il tiro, ancora per Dalì che deve forzare. Primo libero allora bersaglio per Pan, che realizza entrambi, ridà il vantaggio a Venezia. Anche lei è autrice di una buona prova, 13 punti diventano 14 e nuovo vantaggio delle Lupe. 12 secondi da giocare, arriva il blocco di Stankovic dietro la schiena, Small fino in fondo, l'1 contro 1, la penetrazione poteva starci lo sfondamento. L'impatto c'è stato, bisogna vedere dove erano posizionati i piedi del difensore, quindi hanno sicuramente valutato che fosse con i piedi all'interno dello smile. Rimessa, uscita per Dalì, arriva il blocco di Bickel, l'1 contro 1 di Dalì fino in fondo, gira attorno al blocco, calpesta la linea di fondo Dalì, però finisce così. Allora uno splendido derby veneto qui a San Martino di Lupri per la quinta giornata di Serie A1 targata Tech Find.